Venerdì 15 settembre all'Istituto Tedesco in Borgo Ognissanti 9 a Firenze si inaugura la mostra Von Vibe, ovvero Della donna, viaggio nella Griffelkunst simbolista fra 800 e 900. Questa di oggi è la terza tappa di un ciclo di eventi espositivi promossi dall'Associazione La Soffitta di Sesto Fiorentino, un ciclo iniziato nel 2014 con la mostra dedicata a Max Klinger e proseguito lo scorso marzo con l'evento intitolato La Vergine e la Femme Fatale presso il Centro Berti di Sesto Fiorentino. Il filo conduttore che lega questi eventi è non solo il tema trattato e quindi la grafica simbolista europea fra 800 e 900, ma è anche la provenienza delle opere che sono tutte parte della collezione di Emanuele Bardazzi, qui con me, storico dell'arte e curatore della mostra. Dottor Bardazzi, potremmo dire che questo ciclo inizia nel 2014 puntando l'attenzione su Max Klinger e quindi sul suo ruolo anche di caposcuola di un modo nuovo e moderno di intendere l'arte calcografica, mentre i due eventi successivi hanno fatto luce sui nomi di artisti formatisi nell'alveo della poetica klingeriana, però poco conosciuti, eccezion fatta per pochi addetti ai lavori. Sì, questa è una mostra che riunisce idealmente le due mostre precedenti fatte a Sesto Fiorentino, in quanto la prima era focalizzata su Max Klinger e il suo entourage di amici, sodali, seguaci intorno alla Griffelkunst, ossia l'arte dello stilo. E questa, e la seconda, era dedicata appunto all'immagine femminile nella cultura europea, quindi c'erano anche artisti francesi, belgi, scandinavi e tutto quanto. Questa le riunisce, le fonde sul tema della donna vista attraverso gli artisti dell'area mitteleuropea, e quindi c'è tutta la compagine klingeriana. Nella prima sala possiamo trovare Sigmund Lipinski e Otto Greiner, che erano particolarmente vicini a Max Klinger in quanto tedeschi romani, e quindi avevano scelto la Roma come seconda patria e quindi anche il mondo mediterraneo come luogo di ispirazione per le loro opere, ispirate alla mitologia soprattutto. E poi tutta una serie di artisti omologhi, da Heinrich Vogeler, Franz von Stuck, Alois Kolb, Bruno Heroux, Paul Hermann, Rudolf Jetmar, insomma tutti quanti legati a questo tema nella sua ambivalenza, che si ricollega alla mostra precedente, La Vergine e la Femme Fatale, quindi la doppia medaglia della donna vista come essere ideale, di perfezione, di amore e di armonia, e dall'altro la donna tentatrice. Ecco, questa tappa fiorentina ci permette forse anche di ricordare il ruolo di Firenze nel farsi tramite della cultura simbolista mitteleuropea in Italia. Sì, bisogna ricordare che proprio a Firenze Max Klinger scelse la sua dimora, la Villa Romana sulla Via Senese, che appunto adibì a casa atelier pensionata per artisti tedeschi che soggiornavano e quindi lavoravano e dipingevano in questa città. Ecco, Max Klinger nel trattato Pittura e disegno del 1891 sottolinea l'importanza della tecnica, quindi calcografica, e del disegno per farsi veicolo di un inconscio popolato di sogni e di incubi. Sì, infatti la grafica è un po' il medium privilegiato dell'artista per esprimere la propria interiorità, più che nella pittura e nella scultura, che sono più legate all'imitazione delle realtà. Nel bianco e nero si possono condensare, le visioni più fantastiche e meravigliose, arrivando a sconfinare anche nell'orride del meraviglioso. Con noi il direttore dell'Istituto Tedesco di Firenze, la prego di... Heiner Roland. Il cognome impronunciabile. Non è la prima volta che l'Istituto Tedesco ospita degli eventi culturali di ampio respiro. Anzi, si fa quasi ogni settimana, ma è la prima volta che in queste stanze, dove normalmente si suda
7 camicie per fare gli esami o per studiare il tedesco, insomma, che abbiamo questa mostra bellissima, insomma, ci piace tanto e siamo contenti di avere anche tanto pubblico. Insomma. Bene, allora io so che il 22 settembre è previsto un evento musicale ispirato alla mostra. Nel quadro di questa iniziativa, di questa mostra, abbiamo pensato di inserire un concerto della mezzosoprano Mia Fracassini, un nome molto noto a Firenze, ispirato proprio alla figura della donna, quindi canterà di donne, canterà sulle donne e canterà musica al femminile. Presente all'inaugurazione la dottoressa Maria Donata Spadolini, che nelle 2 mostre precedenti dedicate sempre allo stesso tema si è occupata dei profili biografici degli artisti in mostra. Allora, è un piacere vedere queste opere qui all'Istituto Tedesco, perché sicuramente queste opere fanno parte di una cultura tedesca di un certo periodo che è importante conoscere. È difficile vederle queste opere, sono opere piccole, sono opere di grafica, sono fogli che generalmente vengono custoditi gelosamente dai loro proprietari, per cui ancora un grazie ad Emanuele Bardazzi che ci offre la possibilità di esporle, ma anche all'Istituto Tedesco è giusto che presenti questa serie di opere perché fanno parte della cultura, fanno parte di un certo mondo, fanno parte di quella cultura della Mitteleuropa cosiddetta, ossia dell'Europa centrale, che fino alla fine della Prima Guerra Mondiale era un tutt'uno, era un magma unito, cioè da Monaco a Berlino, a Vienna, così come a Düsseldorf, Amburgo, Brema, cioè tutto il mondo e l'area culturale, la stessa Svizzera in parte, e l'area culturale di lingua tedesca era un unico coacervo in cui praticamente l'arte si muoveva con estrema fluidità. È importantissima la figura di Max Klinger e della sua Griffelkunst, cioè arte dello stilo, perché ha dato modo di conoscere molte opere, ma ha anche dato la forza a tanti altri giovani artisti di approfondire questa tecnica e di creare questi piccoli gioielli che possiamo ammirare in questo spazio così bello, che credo si completi appieno questo tipo di opere, per cui grazie a chi ha messo a disposizione i locali, grazie ad Emanuele Bardazzi e più che altro a Francesco Mariani, che come sempre è il motore delle mostre, ci ha fatto fare le 2 mostre di Sesto e da queste è venuta fuori anche quest'altra occasione. Francesco Mariani, responsabile del gruppo La Soffitta di Sesto Fiorentino, che da anni ormai si contraddistingue per questi eventi culturali di rilievo, possiamo dire, internazionale, perché la mostra dello scorso marzo, inaugurata appunto al Centro Berti di Sesto Fiorentino, ha riscosso un successo di pubblico e di critica davvero straordinario. Sì, infatti sono partite queste 2 mostre a cavallo fra il 2014, 2015 e 2015-2016 con Max Klinger e la Femme Fatale successivamente l'anno dopo. Oggi ci troviamo a Firenze e la collaborazione è stata automatica. Perché questo? Perché la Soffitta ha collaborato a un progetto colossale sul territorio di Sesto Fiorentino, ma ha voluto dare la sua impronta e partecipazione anche per Firenze. Quindi un ringraziamento va senz'altro a chi ha organizzato la mostra, a Emanuele Bardazzi ovviamente, perché senza di lui non potevamo fare assolutamente niente, ma soprattutto vorrei ringraziare anche Raffaella Nardi, il presidente di questo meraviglioso spazio che io personalmente non conoscevo, quindi gli auguro che sia un battesimo veramente conviviale, perché oggi abbiamo veramente un sacco di persone che stanno vedendo un mondo, quello dell'incisione, che io ritengo oggi sia un mondo sommerso. Assolutamente.
sicuramente un mondo da riscoprire e possiamo anche augurarci che questa mostra continui ad avere anche in futuro altre tappe, altri contesti e ribalte importanti. Ma vede, la dottoressa Nardi ha colto nel segno perché ha capito fin dall'inizio l'importanza della mostra che noi avevamo fatto sul territorio di Sesto. Voglio anche portare un saluto da parte dell'amministrazione comunale che oggi non ha potuto essere qui presente, da Sesto Fiorentino, ma che ha condiviso insieme a noi tutto il progetto. Quindi la dottoressa Nardi secondo me ha fatto centro, veramente una freccia nel centro del mirino, come dico io. Ricordiamo che la mostra Von Vibe, ovvero Della Donna, viaggio nella Griffelkunst simbolista fra 800 e 900, qui all'Istituto Tedesco in Borgo Ognissanti 9, si protrarrà fino al 30 settembre e sarà aperta al pubblico con ingresso libero dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.